Streetnews.it, siamo qui a Liveri con il sindaco, signor Raffaele Coppola. Buonasera. Buonasera a voi. E allora siamo qua per dare il via ad un progetto di sport che possa coinvolgere i più giovani. Questo è un progetto a cui teniamo molto e su cui abbiamo puntato molte energie, perché unisce due temi che per noi sono essenziali e sono prioritari rispetto alla nostra azione di governo. Il primo è quello della scuola, che in assoluto è la massima priorità di questa amministrazione. Il secondo è quello dello sport, che oltre ad essere un'attività che sana da un punto di vista fisico per i nostri ragazzi, è un'attività che è utile per trasmettere dei valori utili e positivi ai nostri giovani. Per cui mettere insieme due necessità porta un grande valore aggiunto per quelle che sono le nostre future leve. È chiaro che poi mettere un'attività extracurricolare così importante all'interno di un piano scolastico aiuta a rendere questa scuola sempre migliore. Questo è il nostro obiettivo, fare in modo che le scuole di questo Paese siano una priorità e una eccellenza assoluta di tutto il territorio. E infatti poi lo sport comunque crea aggregazione e soprattutto nelle società di oggi che è sempre più invasa dalle tecnologie, è bello quindi crescere insieme e costruirsi un futuro sano. Guardi, lo sport è sano da tutti i punti di vista, è sano da un punto di vista sanitario che certamente aiuta a crescere in maniera rigorosa i nostri figli, ma è anche sano per quanto riguarda la voglia di stare insieme. Ecco, lei giustamente ricordava che oggi le abitudini dei ragazzi sono cambiate, preferiscono trascorrere molto tempo davanti a un computer piuttosto che socializzare come facevamo noi un tempo giocando a pallone per le strade del paese. Questo modo per i ragazzi va bene la tecnologia, vanno bene i monitor, va bene lo sguardo verso il futuro, ma quei momenti sani di aggregazione che poi si legano per tutta la vita sono utili e noi dobbiamo in qualche modo recuperarli. Guardate, non c'è modo migliore per guardare al futuro che non piantare una radice solida nel proprio passato. Lo sport è un modo per ricordarci il nostro passato, che è un passato buono però. Benissimo, allora tutti coloro che sono interessati, ci rivolgiamo stavolta ai genitori che possono magari accompagnare i loro figli, possono rivolgersi giusto a dei riferimenti che sono quelli di Raffaele, e ricordiamo il numero che è 346 43 05 283 e quello di Antonio 328 81 89 135, oppure possono chiaramente chiedere magari anche ai propri insegnanti, che si metteranno in contatto con gli istruttori federali, perché poi questi ragazzi disputeranno i campionati provinciali, quindi è vero sport, ma anche subito proiettati in quello che è il mondo anche un po' dell'agonismo, ma sano per loro. È chiaro, questa è una sfida che noi vinceremo 2 volte sul campo, sia perché ci auguriamo di vincere il campionato per quello che è possibile, ma soprattutto ci auguriamo di vincere nella formazione dei nostri ragazzi. Ecco, vincendo la scuola, vincendo lo sport, potrà vincere il futuro di questo Paese. E questa è la sfida su cui noi puntiamo, la sfida su cui crediamo con grande forza e siamo sicuri che porteremo a casa un grande risultato. Grazie mille, il sindaco di Liveri, signor Raffaele Coppola. Streetnews.it, dritti alla notizia.